Dopo la chiusura da parte del Viminale del centro di accoglienza di Lampedusa, scatta il piano dei trasferimenti dei migranti, che sono 180 in attesa appunto di essere trasferiti. La decisione del Ministero è stata presa dopo il sopralluogo e le denunce di alcune associazioni che avevano parlato di condizioni disumane degli ospiti, con una netta violazione dei diritti umani. Adesso è arrivata la decisione del Ministero dell'Interno di chiudere il centro e consentire così i lavori di ristrutturazione. Sulla vicenda è intervenuta anche la Croce Rossa, spiegando di avere più volte denunciato alle autorità competenti i tempi eccessivi di permanenza delle persone accolte. Il centro di Lampedusa dovrebbe infatti prevedere una permanenza effettiva di 24-48 ore, mentre nella realtà, precisa la Croce Rossa, i tempi vanno molto oltre, fino a toccare picchi di molte settimane, se non mesi. Per questo la Croce Rossa aveva chiesto un rapido ed efficace intervento che adesso, per fortuna, è arrivato. A seguito di un vertice tra i rappresentanti del Ministero dell'Interno e il sindaco Martello è stato deciso il progressivo e veloce svuotamento con la chiusura temporanea del centro di accoglienza dell'isola per i lavori di adeguamento. Tra i vari casi è venuto alla luce quello di una famiglia composta da un minore e i suoi genitori che è stata alloggiata nello stesso corridoio condiviso con uomini soli. La donna ha dichiarato di avere subito un tentativo di stupro da parte di un altro ospite. Il sindaco Salvatore Martello intanto si augura per il futuro di avere un'isola dove vivere in santa pace.